Questa trasmissione è offerta da Albergo Diffuso Dolomiti. Benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli e benvenuto al sindaco di Forni di Sotto, Claudio Corradazzi. Buongiorno. Benvenuto, sindaco. Buongiorno. Allora, come il primo cittadino di Forni di Sotto esaminiamo un po' di cose. Intanto partiamo dal bilancio, no? Vediamo come l'avete chiuso, le tasse, perché tutti chiedono come siamo con i tributi. Noi abbiamo chiuso il bilancio, non l'abbiamo chiuso, siamo riusciti a chiuderlo senza aumentare le tasse, se non quelle che poi lo Stato di necessità ci chiede di aumentare di qualche punto, però riusciamo sempre a mantenere il massimo. Cerchiamo di dare una mano a quelle categorie che secondo me meritano di più in questo momento, dopo 2 anni di pandemia, che sono le categorie dei commercianti comunque, albergatori. Non abbiamo moltissime attività, perché con le poche che abbiamo cerchiamo di curarcele. Sì, no? Assolutamente sì. Ecco, poi ci sono anche il piano di ripresa e resilienza, il piano nazionale, eccetera. Voi come siete? Avete qualche progetto? Le difficoltà ci sono, non nascondiamoci, insomma. Sicuramente sì, abbiamo qualche difficoltà perché i piccoli comuni come i nostri hanno difficoltà più che altro per la preparazione di questi bandi che secondo me parlano sempre di più di semplificazione, però sono sempre più complicati. Io li paragono per esempio a quelli del piano di sviluppo rurale, che potrebbe essere una misura simile perché deriva sempre dall'Europa, però li trovo anche molto più difficoltosi. Progetti ne abbiamo tanti in corso e aspettiamo il momento giusto, anche se sinceramente non è facile. Ci aiuta il fatto che stiamo cercando di fare gruppo con i comuni vicini, in particolare col comune di Forni di Sopra, un po' per caratteristiche, un po' per obiettivi, anche perché l'attuale sindaco di Forni di Sopra è anche il mio ex sindaco a Forni di Sotto, collaborato per anni. Quindi insomma abbiamo collaborato per anni ed è diciamo, il comune con il quale cerco di fare più squadra, ed è giusto che faccia più squadra, ecco. Però al momento non siamo ancora riusciti a presentare nessun progetto, però di bandi ce ne sono moltissimi che sono in uscita, aspettiamo quello giusto. Ecco, poi ci sono i lavori pubblici in corso, no? Sì, questi ce ne sono. Assolutamente sì, abbiamo più di una ventina di opere in corso, alcune in completamento, altre in appalto, ancora derivanti dal 3° anno di fondi VAIA. Sono opere che sono necessarie per la messa in sicurezza e la sistemazione del territorio che dopo VAIA è stato ancora fortemente devastato, sì. Però diciamo che con gli aiuti che ci sono arrivati siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro, ecco. Altre opere in corso, diciamo che Forni di Sotto ha 3 grossissimi progetti che sta cercando di portare avanti. Il primo è il più veloce e urgente, è quello di un collegamento ciclopedonale poi con la vicina Forni di Sopra, di cui parlavo appunto prima, collegamento che ha una valenza di 12 mesi all'anno, perché nel periodo estivo servirà per appunto biciclette, collegamenti a cavallo oppure passeggiate a piedi. Per l'invernale potrebbe diventare la prima pista di fondo del Friuli Venezia Giulia per lunghezza, e quindi potrebbe essere un'attrattiva importante. Assolutamente no? Sì, io pratico il fondo. Conoscendo i 2 sindaci penso che ce la farete. I soldi ce li abbiamo, le opere sono in corso, quindi è necessario solo avere un po' di pazienza per i lavori, ma entro l'inverno contiamo già di riuscire a collegarli. Ecco. Altro punto sul quale Forni di Sotto punta molto per crearsi una propria identità, perché è una mia scommessa, è quello dell'agricoltura, e quindi io sto creando assieme ai miei colleghi amministratori il primo biodistretto del Friuli Venezia Giulia, con aziende del posto, e con la fortuna è che sono riuscito ad attirare 2 o 3 famiglie da fuori che sono venute e verranno ad abitare a Forni per praticare appunto agricoltura biologica a montagna. Quindi questo è importante. Una grandissima scommessa. Ecco, poi lei è anche vicepresidente della comunità montana, no? Assolutamente. Per cui le convenzioni sono abbastanza scritte. Sì, le convenzioni sono, cioè
c'è un grosso aiuto anche da parte di questo ente sovracomunale che diciamo che dà supporto ai comuni per tutti quegli uffici, per tutte quelle pratiche che sarebbe difficile portare avanti da solo. Penso al personale, penso ai tributi, penso a tante opere pubbliche di interesse sovracomunale che la comunità di montagna l'organizzazione in genere, no? Sì, sì, certo. Diciamo che è un grande comune, ecco, che da quando ci lavoro all'interno, che sono ormai 2 anni e mezzo, vedo che se comincia a girare può veramente fare la differenza per la Carnia. Ecco. Insomma, riuscite a fare squadra, no? Assolutamente sì. Sì, nonostante le bandiere poi differenti. Ma comunque quando quando si amministra questo caso, di svestirci da risolvere i problemi, sì, no? Sì, assolutamente. Ecco, una cosa che mi dicevo fuori onda prima, interessante, è il vino di montagna, no? È una cosa che potrebbe dare lustro, ma anche lavoro, quindi uno sviluppo, un'attrattiva importante. Assolutamente sì, ne parlavamo proprio prima, non è sicuramente la novità assoluta quella del vino di montagna, perché il vino di montagna è un qualcosa che in molte altre regioni italiane già esiste. Il fatto che non ci fosse ancora in Friuli Venezia Giulia era un po' un neo per questa regione che effettivamente del vino ne fa effettivamente un vanto. È una bandiera, insomma. E il tutto è nato grazie ad alcuni ragazzi di Forni Sotto e Forni Sopra, sono partiti Flavio De Santa di Forni Sopra e Roberto Baldovin di Forni Sotto, quest'ultimo poi caparbiamente ha voluto portare avanti questo argomento e il vino effettivamente non è più un qualcosa di teorico, ma è stato già vinificato per 3 annate, addirittura l'annata 2020 ha voluto mandarlo ad un concorso europeo, il più grande concorso europeo di viti resistenti, è stato anche premiato con la medaglia d'oro e quindi insomma, è un buon inizio. Siete partiti molto bene, insomma. Sì, ecco. Sì. Ecco, senta un momentino, le associazioni hanno ripreso un po' l'attività perché in tutti i comuni c'è questo problema del volontariato, no? C'è molta gente che dopo la pandemia per un motivo o per l'altro, insomma, ha tirato un po' il remo in barca. Allora, a parte un primo periodo iniziale durante e dopo la pandemia che ha lasciato un po' le associazioni un po' interdette anche per le regole che cambiavano in continuazione, quindi per la paura, perché poi i presidenti delle associazioni, pur essendo volontari, hanno responsabilità enormi. Io vedo che c'è forse più voglia di prima di fare aggregazione. Io vedo nel mio paese, comunque siamo in meno di 600 abitanti, le persone dovete fare come vi conoscete uno per uno, insomma, anche quando... Le persone poi che si danno da fare purtroppo sono sempre meno e qualcuno lo trovi in più associazioni perché è normale che sia così, però le associazioni, penso alle principali, quelle che organizzano poi gli eventi, le piccole festicciole d'estate, oppure l'associazione sportiva soprattutto, che l'anno scorso con l'Audax non aveva iscritto la squadra alla Coppa Carnia, quest'anno ha reiscritto la squadra del nuovo campionato carnico con moltissime nuove leve che non sapevo nemmeno avessero la passione per il calcio e quindi vedo che c'è questa voglia di riprendere veramente una normalità che è ora che arrivi di nuovo. Ecco, senta, prima di parlare degli eventi futuri così estivi, no? Sì. C'è un tema che è all'ordine del giorno adesso, quello della sanità, no? Sì. La sanità in Friuli Venezia Giulia è sempre un po' combattuto questo elemento che per noi è dirimente, no? Perché la nostra salute e quindi la nostra vita, si può dire. Ecco, che cosa pensa? Che c'è un po' di malessere, no? Mi pare. Allora, io penso che storicamente il tema della sanità sia sempre forse il tallone d'Achille per tutte le... Per tanto che si faccia la cosa è sempre... Sì, è il tema più importante e delicato, non è semplice in una regione dove c'è moltissimo territorio montano, moltissimo territorio che è con piccoli centri lontani dai centri principali e quindi non è facile accontentare tutto, soprattutto i piccoli. Vedo che ho assistito ad una presentazione programmatica proprio dell'attuale giunta regionale che ha presentato un po' quello che dovrebbe essere il programma di investimento nei prossimi forse decenni, visti gli impegni. Il tutto ci fa ben sperare, speriamo che la burocrazia poi non blocchi questi lavori importanti e necessari per la nostra sanità che ahimè un po' risente di un cambio generazionale che non è stato tenuto conto, anche se era la cosa forse più facile da prevedere perché la gente invecchia e va in pensione. Esatto, quindi noi abbiamo grossi problemi per dire con i medici di base, non solamente noi per carità, però noi siamo molto lontani. Ecco, questo è un problema
problema centri. Sì. dolente, perché è un punto di riferimento anche dalla sicurezza alla persona, no? Non avere il medico. No, io dico sempre, lo spiego soprattutto agli amministratori regionali, che la montagna, se è tale e se quando sale qualcuno la trova come la trova, piacevole, ben curata, eccetera, lo è perché c'è gente che ci vive, e se vogliamo pretendere che la gente ci viva dobbiamo come minimo dare i servizi. È bello andare la domenica a fare il giro e poi si ritorna. Sì, però c'è qualcuno paesi. che ci abita lì, e se ci abita ha bisogno come minimo di servizi, quindi io punto sul fatto che in un paese piccolo, seppur come il nostro, i servizi basilari che sono l'alimentare, la macelleria, la farmacia, il medico, le poste, la banca, insomma, la quotidianità, debba ecco. esserci, ecco. Poi voglio dire, tutti hanno la macchina, quasi tutti ormai, in mezz'ora siamo, un po' meno di mezz'ora siamo al mezzo, e anche questo è un punto dolente, quello della viabilità, ecco. E io e il mio collega omologo sindaco Lenna stiamo cercando di portare avanti un argomento che da troppi anni è fermo, quello della viabilità. E quindi con la Regione avete un batti e ribatti? Stiamo insomma, cercando, anche perché ci sono molti soldi appunto con questo PNRR, speriamo qualcosa di riuscire a portarlo da noi. Ci sono progetti che sono ormai datati, no? datati, il traforo del Mauri piuttosto che quello del Rest, che sono ormai delle leggende, però insomma diciamo che su un'altra vallata stanno lavorando bene, hanno avuto la fortuna e la caparbietà di portarci a casa una bella somma sulla Val del But, e hanno ingenti somme, quindi lavori che faranno. Speriamo che lo stesso succeda per la Val Tagliamento e la Val dei Gardi. Sia un occhio di riguardo anche per voi, sì, in sostanza. assolutamente. Ecco, gli eventi estivi, quali? Ecco, gli eventi estivi presentano? noi diciamo che cerchiamo di curare, cerchiamo di portare avanti un turismo che è quello di nicchia, quindi cerchiamo di fare tanti piccoli eventi piuttosto che uno grande, che poi lo riserviamo a Ferragosto, perché abbiamo anche il ritorno di tanti migranti, e quindi ai quali cerchiamo di dare un ben arrivati, perché è importante che ritornino ogni anno, e anche lo hanno ripreso a fare. Gli eventi sono sostanzialmente delle piccole, noi facciamo delle 3 feste di borgata, perché le 3 Forni di Sotto costituito le 3 borgate principali, che le cerchiamo di fare suddivise fra i primi di luglio e i primi di settembre, proprio perché le feste sono sì per i turisti, ma anche per i locali, perché è giusto che si svaghino. Dopo tanto lavoro. Abbiamo appunto il periodo più intenso, che è quello nell'avvicinarsi di Ferragosto, nella quale c'è la classica festa del paese, viene organizzato sempre dalla sportiva poi il torneo di calcetto, poi abbiamo un memorial degli amatori. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ecco. Sì, dai, assolutamente. Dai. Perfetto, allora grazie a Claudio Corradazzi, sindaco di Forni di Sotto, per averci dato questo scandaglio quasi esaustivo della situazione. Naturalmente quando vuole può tornare al punto qui a Telefriuli. Ben accetto, ok? Mi ha fatto piacere. Tanti auguri Grazie. a tutta la sua comunità. Grazie. Bene, noi ci rivediamo presto con un altro sindaco. Questa trasmissione è stata offerta da Albergo Diffuso Dolomiti.